Nel corso di questi anni è successo che la Regione ha accantonato una politica culturale tradizionalmente caratterizzata dai cosiddetti contributi a pioggia, contributi distribuiti secondo leggi e leggine che rispondevano ad esigenze particolari, quasi sempre d'ambito municipalistico, se non angustamente localistico. La politica culturale di una regione deve invece potersi muovere secondo prospettive e lungo orizzonti ben più vasti. Quindi secondo linee e obiettivi che sono l'esito di una progettualità frutto di conoscenze, ricerche, studi, convergenze di interessi solidamente appropriati. Il tutto voluto in quanto teso a valorizzare sia il patrimonio artistico sia il patrimonio di intelligenze e di conoscenze presenti nel Veneto. Intendiamoci, non sto affatto sostenendo la validità di un regionalismo culturale da contrapporre a un cosiddetto municipalismo culturale. Sto semplicemente dicendo che quando si lavora, si organizza, si allestisce una mostra su Andrea Brustoloni, in realtà l'obiettivo è quello di compiere un'autentica operazione culturale. Autentica, perché è un'operazione culturale che non interessa soltanto il Veneto o l'Italia, oppure il turismo culturale più avvertito a livello internazionale. Operazione culturale autentica perché è riuscita ad attivare attorno a sé studi e ricerche, attività scientifiche e tecniche legate al restauro, nonché energie intellettuali cresciute in Veneto, ma riconosciute e stimate per il loro valore in campo internazionale. È così che sono nate le grandi mostre su Andrea Mantegna o quella più recente su Andrea Palladio, che ora si trova, come volevasi dimostrare, a Londra e che tra breve si trasferirà a Barcellona. E lungo un simile percorso si spiega il sostegno che la Regione ha dato alla superba mostra di Canaletto a Treviso o a quanto si è fatto per salvaguardare e valorizzare il patrimonio d'arte legato ai nomi di Tiziano, Antonio Canova, Carlo Scarpa o a quello della poco nota ma in realtà eccezionale pittrice quale fu fra l'Ottocento e il Novecento la veneziana Emma Ciardi. In questo campo dunque noi tendiamo a rifiutare l'effimero e il commerciale, la cosiddetta mostra di grido, la mostra che nasce dal nulla e ritorna nel nulla. Una mostra come questa invece lascerà un felicissimo accumulo di conoscenze, che finalmente rivelerà a un vasto pubblico, composto anche da molti studiosi, la strabiliante arte di uno scultore, che nello scolpire il legno seppe diventare semplicemente un grandissimo scultore.